virus West Nile, donazioni di sangue in tutte le ULSS del Veneto. Si fa il test per verificare l'assenza del virus nelle sacche. Intanto nella Marca riscontrata una persona infetta a Casale sul Sile e un ceppo di zanzare positive a Preganziol. Tragedia nel pomeriggio a Sernalia della Battaglia, automobilista colto da malore al volante, sbanda e urta un giovane ciclista morendo poco dopo. Ennesimo grave incidente con un 24enne in fin di vita a San Polo di Piave sotto accusa all'alta velocità. Abbiamo armi spuntate, dicono i sindaci che rilanciano la questione degli autovelox. Gravissimo incidente a Codogné, un anziano scivola e cade da un albero da frutta, trasportato d'urgenza in ospedale a Treviso. Le nuove frontiere dei furti, malintenzionati si spacciano per carabinieri e chiamano casa per casa chiedendo se ci sono stati ladri. La testimonianza di Manuela che ha sventato il colpo nella casa dei genitori a San Polo. Oltre 800.000 i ratti presenti a Treviso, task force del comune per contenerne la proliferazione senza danneggiare l'ecosistema. In arrivo anche un'esca al Prosecco. Si riapre il conflitto tra produttori e cantine sociali del consorzio del Prosecco Superiore. Nasce un comitato, l'accusa obbligati a tenere il nostro vino sulle cisterne per non perdere clienti. La Lega alle regionali fa la battaglia per la vita, una lista Zaia rischia di disperdere voti, fanno discutere nel partito le parole di Roberto Marcato a Ring. Partiti questa mattina da Monigo gli 8 pullman con i 400 ragazzi della diocesi di Treviso diretti a Roma per il giubileo dei giovani, con loro il vescovo Tomasi, fino a domenica celebrazioni, preghiere, feste, l'incontro con Papa Leone. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. I temi della salute, della sanità pubblica in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Parliamo dell'allarme West Nile con questo virus che si sta rapidamente diffondendo in tutta Italia. Un infetto a Casale sul Sile, un ceppo larvale a Preganziol e limitazioni delle donazioni di sangue in tutto il Veneto, tranne in provincia di Belluno e Vicenza, ma i test sulle sacche nella regione sono già stati fatti in via preventiva. Ci racconta tutto Elena Dal Forno. Abbiamo trovato questo pool di larve ovviamente nell'area di Preganziol, che sono state poi anche certificate dallo zooprofilattico, e con il comune di Preganziol, con i comuni limitrofi, il nostro ufficio prevenzione di igiene pubblica sta lavorando, il dottor Bonsembiante, per fare una disinfestazione generale in modo tale che queste larve vengano sostanzialmente uccise e quindi non si prolifichino più. È stata segnalata dall'igiene pubblica un caso a Casale sul Sile di una persona che il 10/7 è stato visto dal suo medico e poi ha fatto gli esami di IgM, si sono mosse. È un caso comunque che con un po' di febbricola che si è già risolto grazie all'aiuto del medico curante, per cui nessun allarmismo, nessun problema. Esplode il virus West Nile. A Treviso un caso già risolto e un ceppo di larve a Preganziol in via di disinfestazione, ma in tutta Italia crescono anche le vittime e le limitazioni alle donazioni di sangue. Sono già 31 le province italiane sottoposte a sospensioni per contrastare il virus, tra cui tutte le province venete ad esclusione di Belluno e Vicenza, ma in tutti i centri trasfusionali veneti Azienda Zero aveva già dato l'ordine di effettuare preventivamente il test NAT. Quindi nessuna sospensione temporanea per 28 giorni dei donatori di sangue. Chiunque abbia soggiornato anche solo per una notte nella stagione 2025 nei luoghi veneti indicati potrà continuare a donare se naturalmente lo fa in Veneto. Nel nostro caso siamo abbastanza tranquilli perché per disposizione della nostra ULSS su tutte le sacche viene fatto il test NAT per l'evidenziazione della presenza di questo virus. Nessun allarmismo quindi, ma attenzione alta, specie da parte dei sindaci le cui ordinanze sono imminenti. Le ordinanze dei sindaci che stanno arrivando per evitare l'acqua nelle caditoie, evitare l'acqua nei sottovasi, pulire bene i fossati, fare disinfestazioni. A tranquillizzare la popolazione ci sono a supporto le percentuali. L'80% dei colpiti dal virus è asintomatico e il 20% sono anziani e persone fragili. Usare citronella e vestiti chiari rimangono i consigli migliori.
A Preganziol, oltre alla disinfestazione ordinaria, verrà particolarmente curata anche l'area cimiteriale, dove il ristagno d'acqua potrebbe essere veicolo di proliferazione. Il fatto di trovare prima la malattia che colpisca l'uomo consente all'uomo di proteggersi di più, quindi è un segnale di prevenzione. È un segnale purtroppo ormai abbastanza normale, infatti lo stesso sito di Preganziol anche negli anni passati è risultato più di una volta positivo. L'altro anno no, ad esempio l'anno prima sì, e insieme alle zone di Oderzo, Cimadolmo, eccetera, che sono i due posti purtroppo dove abbiamo più casistica. Tragedia nel tardo pomeriggio a Sernaglia della Battaglia. Un automobilista di 70 anni del posto è stato colto da un improvviso malore. La vettura ha sbandato e ha urtato un ciclista. L'uomo alla guida della macchina, riverso sul volante, morto forse a causa di un infarto. Nulla da fare per lui nonostante le manovre di rianimazione da parte dei sanitari giunti sul posto. Il dramma è avvenuto lungo via Castello, una tragedia che poteva essere ancora più grave. Il ciclista, che se l'è cavata con qualche graffio, fa tirare un sospiro di sollievo. L'auto è finita contro il muretto di una casa, dietro a terra la bici. Sul posto la polizia locale, ambulanza del SUEM 118 e i vigili del fuoco. Così dunque nel tardo pomeriggio, poco fa, a Sernaglia della Battaglia. Ma rimaniamo sulle strade della Marca trevigiana, andiamo a San Polo di Piave. Tra San Polo di Piave e Cimadolmo, ennesimo incidente stradale, c'è un 24enne in fin di vita, sotto accusa c'è l'alta velocità, con i sindaci della zona e non solo che dicono abbiamo le armi spuntate e rilanciano la questione degli autovelox. Non solo, il sindaco di Breda di Piave invita il ministro Matteo Salvini sul territorio. Con mio figlio ho sentito il botto, una frenata e il botto. Passano di qua anche molto veloci. Ieri sera pioveva, quindi la strada sdrucciolevole e tutto qua. E proprio la pioggia, ma soprattutto l'alta velocità, sarebbero la causa dello schianto che ha ridotto in fin di vita un ragazzo di 24 anni di origini kosovare, residente a San Polo di Piave. Era a bordo della sua Peugeot 206 diretto a Cimadolmo quando, all'altezza della semicurva di via Callarghe, ha perso il controllo del mezzo. Prima ha sbandato, poi è finito fuori strada, terminando la sua corsa contro il muretto di questa abitazione al Civico 77, una traiettoria impazzita con i rilievi affidati ai carabinieri. Ora si trova in terapia intensiva, la prognosi è riservata, sono ore di angoscia anche per il sindaco Nicola Fantuzzi. Ancora una volta nelle nostre strade un giovane sta lottando tra la vita e la morte. Una strada tristemente nota, via Callarghe, teatro di altri drammi e incidenti ad alta velocità, come raccontano queste reti divelte, eppure qui di autovelox nemmeno l'ombra. Non c'è la possibilità di mettere dispositivi di controllo della velocità elettronici data dal decreto Minniti e non essendo in centro urbano, in centro abitato, non è possibile chiedere la deroga in prefettura. Il nodo vale per gli autovelox fissi, così come per quelli mobili, in particolare per la questione tuttora irrisolta del rapporto tra omologazione e approvazione dei dispositivi, con tanti comuni che hanno optato per lo spegnimento generalizzato, così a Breda di Piave. C'è chi, come noi, insomma, ma come quasi tutti, ha deciso di non utilizzare gli autovelox che possono avere, perché i ricorsi ci sono, i ricorsi vengono vinti con questo buco normativo. Basta, è ora di finirla, è ora che venga deciso in un modo o nell'altro. Solo nelle scorse ore nel Bellunese il giudice di pace ha annullato 2 multe, sullo sfondo l'autovelox del Passo Giau, uno dei più contestati e famigerati a livello regionale, ma per i sindaci la questione è pressante. Non abbiamo sostanzialmente armi con cui andare a contrastare la velocità sulle strade. Ogni giorno che passa è un giorno di ritardo, le vittime ci sono costanti. Da qui l'appello, in un'estate di sangue, al titolare delle infrastrutture. Da mesi si aspetta una risposta. Io invito il ministro Salvini sul nostro territorio a confrontarci con noi, venga anche dai comuni più piccoli a capire quali sono le nostre difficoltà e le nostre esigenze. Poi sono sicuro che sta lavorando, però mi permetta, ministro, un anno è troppo.
Ed è ancora ricoverato in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso in gravissime condizioni il 37enne nigeriano caduto a terra ieri pomeriggio in via Spallanzani a Montebelluna mentre stava andando al lavoro in sella alla sua bici elettrica. L'uomo sarebbe attualmente in coma farmacologico, non è ancora appurato in via definitiva se abbia perso il controllo della bici per evitare il muletto che stava operando nel vicino capannone, se bici e muletto si siano toccati o se invece abbia perso da solo il controllo della bici elettrica. Le indagini della polizia locale sono in corso. Gravissimo incidente a Codogné nella tarda mattinata, un anziano è caduto da un albero da frutta, è stato trasportato d'urgenza con elicottero al Cafoncello di Treviso. Si trovava sopra una scala appoggiata ad un albero da frutta, un attimo ed ha perso l'equilibrio precipitando a terra. Grave, un 84enne residente in zona. A dare l'allarme i familiari che hanno subito allertato i soccorsi. Il terribile incidente è accaduto poco prima delle 12 in un giardino privato di via Molino di Sotto, laterale della Cadore Mare a Cimavilla di Codogné. Immediatamente sul posto, oltre l'ambulanza e l'automedica, anche l'elicottero del SUEM 118. I medici hanno stabilizzato l'anziano e poi, vista la gravità delle ferite, un fortissimo trauma cranico, lo hanno elitrasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'84enne è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto è arrivata anche la sindaca di Codogné. Quello che è importante adesso, prima anche di ricostruire il fatto, è sicuramente la salute della persona. Trattandosi di un incidente domestico, colgo anche l'occasione per ricordare quanto è importante evitare di salire negli alberi, soprattutto in questi orari di pausa pranzo dove il sole è ancora più forte. L'appello della prima cittadina è di prestare massima attenzione anche nei gesti quotidiani, nei lavori all'aperto. È un attimo, a volte ci si sente sicuri, invece in queste situazioni è veramente un attimo scivolare e rischiare di farsi anche parecchio male. Le nuove frontiere dei furti, ritorniamo a San Polo di Piave dove i malintenzionati si spacciano addirittura per i carabinieri della stazione locale, chiamano casa per casa chiedendo se ci sono stati i ladri. Proprio così la testimonianza di Manuela Spricigo che ha sventato un possibile colpo nella casa dei genitori settantenni. Io ho ricevuto una telefonata verso l'1 di pomeriggio, si sono palesati come i carabinieri di San Polo, hanno chiesto di mia mamma perché l'utenza telefonica l'ha intestata e praticamente chiedendo se mia mamma aveva delle novità riguardo ai furti che c'erano stati a San Polo e che continuano ad esserci purtroppo. Un nuovo escamotage, subdolo ma efficace, collegato alla realtà, alla cronaca quotidiana, è quello utilizzato da alcuni malintenzionati che in questi giorni stanno chiamando nella zona di San Polo spacciandosi per i carabinieri della stazione locale. Lo fanno dando nomi e qualifiche ovviamente falsi. Non mi ricordo se mi ha detto maresciallo o comandante, questo non lo ricordo, però ricordo bene carabinieri di San Polo. Lui mi ha detto anche un nome e un cognome che purtroppo non ricordo. Il sospetto è che il loro obiettivo sia quello di sapere chi c'è in casa e magari carpire informazioni riservate. Fatto sta che Manuela Spricigo, dopo un iniziale smarrimento, non ha mangiato la foglia. Io ho detto mia mamma non è presente e loro mi hanno detto ma lei chi è? Anche con una certa arroganza. Io ho risposto tranquillamente sono la figlia, che problema c'è? Lì si sono un attimo, penso tra l'agitato e l'arrabbiato, mi hanno messo giù. La donna è agitata e ha una prima reazione. Ho pensato che fossero fuori perché generalmente mi è stato spiegato da un altro carabiniere quando fanno questo tipo di telefonate qualcuno è fuori pronto poi per venire in casa e quindi sono uscita in maniera goliardica con una scopa, non avrei concluso niente. È in quel momento che Manuela chiama i carabinieri di San Polo, ma quelli veri. Loro mi hanno confermato che non erano loro e quindi il mio più che altro un messaggio per tutte le persone, soprattutto gli anziani che vivono anche da soli, di stare attenti quando ricevono queste telefonate, non agitatevi, non sono i carabinieri veri, quindi rispondete che chiamate un familiare, loro metteranno giù e però fate la denuncia, mi raccomando, ai veri carabinieri. Truffe, furti, rapine, tentati furti, tentate rapine, ma anche borseggi. Di borseggi oggi si è parlato a Venezia dove è stata lanciata una proposta nazionale, un giro di vite.
Oggi con la riforma Cartabia, se tu subisci un furto con destrezza devi esporgere la querela. Vorremmo che questi episodi ritornassero ad essere perseguiti d'ufficio, quindi è lo Stato, è la polizia che deve intervenire e lo deve fare indipendentemente dall'atto formale della vittima. Quello che ai meno esperti in giurisprudenza potrà apparire come un dettaglio tecnico è in realtà, secondo la proposta di legge della Lega, la chiave di volta in grado di stroncare la piaga del borseggio. I sottosegretari alla giustizia Andrea Ostellari e all'interno Nicola Molteni intendono superare ciò che nella riforma del sistema giudiziario, che prende il nome dell'ex ministra Marta Cartabia, si è rivelato un punto debole: l'obbligo della denuncia. E non solo quello. Un altro problema che c'era stato con la Cartabia era che bisognava essere presenti fisicamente al processo e molti turisti sono stranieri, chiaramente non ci possono essere. Questo non sarà più ovviamente necessario e il procedimento che inizia quindi con l'atto formale delle forze dell'ordine proseguirà anche dopo. Già nel decreto giustizia era contenuto un primo provvedimento che si inquadra anche nella lotta al borseggio. Viene concesso al magistrato la possibilità di poter applicare nei confronti delle donne incinte con prole da 1 a 3 anni che commettono reati, tendenzialmente reati diciamo così contro il patrimonio, la possibilità di poter essere sanzionate, quindi di evitare l'impunità di essere sanzionate negli ICAM, che sono gli istituti a custodia attenuata. La possibilità di azione d'ufficio nel furto con destrezza senza obbligo di denuncia del derubato si inquadra in un nuovo pacchetto di proposte, come la possibilità di uno sgombero lampo in caso di occupazione abusiva di immobile e la tutela processuale alle forze di polizia, che potrebbero convergere in un decreto sicurezza bis. Come mai avete scelto proprio Venezia per questo annuncio? Abbiamo deciso in questa sede di presentare questa proposta di legge che rappresenta una rivoluzione anche da un punto di vista giuridico. Tutelare l'immagine anche di queste città significa garantire l'attrattività e potenziare il turismo nelle città d'arte. Significativamente l'annuncio viene dato a Piazzale Roma, una delle mete preferite dei borseggiatori che colpiscono a Venezia. Accanto ad Alberto Stefani, Nicola Molteni e Andrea Ostellari, una folta rappresentanza di esponenti locali del partito, tra cui Monica Poli, la celebre lady pickpocket che smaschera e mette in fuga i borseggiatori. Stamattina ce li hanno segnalati i primi al pontile del Tronchetto. Erano i primi al pontile del Tronchetto. Questi hanno fatto Tronchetto, Arsenale e Murano. E il problema ce l'abbiamo anche alla fermata dell'ospedale, perché si sono messi anche lì proprio per borseggiare gli anziani. E a proposito di sicurezza, la Giunta Comunale di Treviso ha dato avvio all'iter amministrativo e operativo per introdurre in via sperimentale il taser nella dotazione della polizia locale. La sperimentazione prevista dalla normativa nazionale durerà 6 mesi e prevede l'impiego dello strumento esclusivamente da parte di operatori appositamente formati. La procedura prevede diversi passaggi, dalla predisposizione di un regolamento specifico approvato dal Consiglio Comunale alla definizione di linee guida tecnico-operative in collaborazione con l'azienda sanitaria e la casa costruttrice. Il dispositivo verrà utilizzato inizialmente solo da alcuni equipaggi impegnati in interventi mirati. I primi dispositivi potranno essere in dotazione entro fine anno con modalità operative regolamentate. Si procederà ora con l'acquisto di 2 dispositivi Taser 7, cartucce, accessori, licenze digitali e la formazione tecnica e sanitaria di 10 agenti, di cui 2 acquisiranno la qualifica di istruttore. Così dunque a Treviso, questa la decisione della Giunta Comunale. Operazione Focus 23, nuovo colpo al narcotraffico. La Procura della Repubblica di Treviso ha disposto altre 7 misure cautelari. Si tratta di cittadini dominicani. Era fuggito alla vista della polizia scappando per oltre 1 chilometro. L'uomo, 47 anni, dominicano, era stato poi fermato dagli agenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere. L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal GIP Carlo Colombo. L'uomo è ritenuto uno degli elementi di spicco della banda di dominicani smantellata dall'operazione Focus 23, un gruppo criminale dedito al traffico di cocaina tra il Veneto, soprattutto la provincia di Treviso, e l'Emilia Romagna. Nelle ore scorse sono scattate, oltre all'arresto, altre misure cautelari e riguardano 6 degli indagati, tutti di età compresa tra i 27 e i 40 anni.
4 hanno l'obbligo di dimora nei comuni di residenza, di cui 3 hanno anche l'obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne e 2 la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Per altri 2 indagati, sempre originari della Repubblica Dominicana, di 40 e 42 anni, è stato disposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. 2 persone sono ancora irreperibili, mentre gli altri componenti della banda si trovano già dietro le sbarre, detenuti per altre vicende. Un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e alla detenzione illegale di armi. L'indagine era stata avviata nel giugno 2023, quando la polizia aveva notato una Ford Focus che quasi quotidianamente viaggiava tra Treviso e Ravenna. La cocaina era lo stupefacente più venduto dall'organizzazione. La base dei narcotrafficanti era un'abitazione di Ravenna dove vivevano alcuni degli indagati. Qui i dominicani confezionavano la droga arrivata dalla Spagna ma anche da altre parti d'Italia, per poi darla a spacciatori sparsi nel territorio che la vendevano ai clienti, in gran parte veneti e trevigiani. Dalla cronaca alla politica, con la questione delle regionali, a ore dovrebbe tenersi il tavolo del centrodestra tra i leader nazionali e su questo tavolo c'è ovviamente la questione della lista Zaia, se presentarla o meno, e dice la sua, lo ha detto ieri sera a Ring con Ferdinando Varino, Roberto Bulldog Marcato, che di fronte all'ipotesi di una lista Zaia ha detto di fatto no grazie. La vorrebbe quella di Zaia? No. Ma certo che no. Ma stanno le regole, dai. Se c'è la mia lista del candidato presidente, cioè ci sono da quante quando liste civiche, noi abbiamo la necessità di fare un risultato importante come Lega. Lista Zaia, no grazie, dice come sempre senza lasciare spazio a interpretazioni Roberto Bulldog Marcato, ospite nel Ring di Ferdinando Avarino, una risposta che di primo acchitto può sembrare shock, ma che l'assessore leghista, dato anche tra i papabili candidati presidenti, subito argomenta. Dopo la batosta alle città capoluogo di provincia, alle politiche, alle europee. Cioè se noi canniamo anche questo appuntamento dove abbiamo sempre fatto grandi risultati, cioè, ragazzi, adesso ce la possiamo permettere, quindi anche sulla lista Zaia bisogna ragionare e capire se questa può essere ad adiuvandum, a supporto della lista Lega, è un tema. Ma se mi svuota la lista Lega siamo già in difficoltà. Il voto leghista non si può quindi disperdere, anche perché il Carroccio non vive la sua stagione migliore con i Fratelli d'Italia che già hanno superato a destra. Questo, secondo il Marcato pensiero, avrebbe pure un'altra possibile ricaduta. Se dovessimo fare oggi la lista Zaia, io non credo che te la farebbero fare riempiendola di leghisti. No. Non credo. Massimizzare i voti per il partito o per la coalizione, questo è il dilemma che divide in primis i leghisti. Mario Conte, anche lui un papabile per il post Zaia, è di tutt'altro avviso. È una lista che quando è stata utilizzata ha dimezzato anche i voti del centro-sinistra, perché laddove c'era la lista Zaia in campo il PD si è visto anche dimezzare i propri voti, e quindi penso che in una logica di un centrodestra che vuole presentarsi nel modo più forte possibile, avere anche un contenitore civico che porta il nome del presidente Zaia, simbolo di buon governo, possa essere solo che un'opportunità di crescita. Entra a gamba tesa l'ex leghista, oggi segretario veneziano di Forza Italia, Gianluca Forcolin, per cui il destino di Zaia è legato al suo rapporto con la Meloni. Forcolin porta il ragionamento all'estremo. Oggi dire che loro strappano o lui strappa per rivendicare e appoggiare un candidato che non è lui, perché certo che non è lui, con una propria lista, vuol dire la morte politica di Luca Zaia da oggi al suo futuro. Io credo che non sia così sciocco da fare una mossa del genere. Dal canto suo, Zaia tiene il punto in vista del tavolo tra leader. Funziona che ci sarà un candidato presidente, il quale poi accetterà l'aiuto delle singole liste. Quindi per me non è una questione di crociata, vedremo cosa accadrà. Il tema, lo capite, è sensibile, potenzialmente esplosivo, altamente infiammabile e non riguarda soltanto la politica veneta. Ne ha parlato oggi, a dimostrazione di questo, il Presidente del Senato Ignazio La Russa durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio in Sala Cocca, Palazzo Madama. C'era l'ipotesi di una lista Zaia, come la valuto? Ma io personalmente dico che se uno è iscritto in un partito
deve candidarsi con quel partito. A me non mi è mai venuto in mente di fare la lista alla russa. Certo non sono Zaia, ma insomma avrei anch'io 10-12 voti li potevo raccattare. Quindi vale la pena, è giusto, quando uno è candidato lui, allora può essere scelto di comune accordo della coalizione di aggiungere altre liste, ma altrimenti... Insomma, questa è la stroncatura netta della seconda carica dello Stato e colonnello meloniano Ignazio La Russa, che ovviamente ha un peso specifico. E tutto questo mentre il centro-sinistra continua a giocare d'anticipo. Infatti è stata presentata ieri sera la lista dei candidati trevigiani del PD alle elezioni regionali in programma il prossimo autunno a sostegno di Giovanni Manildo. Una rosa composta da 9 nomi, 5 uomini e 4 donne che rappresentano le varie zone della provincia. Sono Claudio Beltramello, Elisa Maria Bressano, Lorenzo Fabian, Barbara Denardi, Paolo Galeano, Sandra Sofia Perulli, Omar Lapeciabis, Antonella Tocchetto e Raffaele Marcon. Questa è la rosa di candidati del PD trevigiano. 20 secondi di pubblicità e siamo pronti a raccontarvi della task force contro i ratti nel capoluogo della Marca. Restate con noi. Di nuovo in studio sono oltre 800.000, pensate, i ratti presenti a Treviso, di fatto 10 per ogni abitante. Per questo il Comune ha avviato una task force per ridurne la crescita, la proliferazione. Nessun allarmismo, ma si calcola che ci siano in media 10 topi per ogni abitante. Oggi la città è cambiata e con essa le loro abitudini. La raccolta differenziata è passata da pochi e circoscritti luoghi a molti ed estesi tramite bidoni casalinghi. I plateatici si sono allargati, ci sono più turisti e mancano i predatori come rapaci e gatti randagi. E poi loro che non hanno più paura dell'uomo e non cadono in trappola. Se si conta infine che una coppia di topi può fare 15.000 figli in un anno, la lotta è quasi impari, ma il Comune ha un piano studiato insieme con l'ULSS 2. Questo piano ha 2 fasi contemporanee, che sono la sensibilizzazione rispetto alla cittadinanza e agli esercenti, quindi ristoratori, di tenere molto pulito, di non abbandonare i bidoncini, soprattutto senza aperti, della differenziata, e dall'altra parte cambiare radicalmente quello che sono le esche all'interno delle trappole con delle esche mirate attraverso uno studio di quello che è l'alimentazione normale del topo a Treviso, che è diversa da quella di altre zone. È arrivata così anche la consulenza di Barbara Donadon della Mayer Brown di Carbonera, storica società che ha derattizzato anche Londra, New York e Dubai, e conferma che il ratto trevigiano, per essere preso per la gola, potrebbe avere un'esca al prosecco. Sappiamo che la popolazione ama molto il prosecco e abbiamo pensato di utilizzare l'uva del prosecco per metterla all'interno delle nostre esche. Il topo si abitua ai gusti del territorio e quindi mangia i rifiuti e è attratto da tutto quello che l'uomo ha scoperto, e quindi abbiamo pensato di creare una abbinata con questa uva. Nessun pifferaio magico farà quindi uscire i topi dalla città, ma un'esca che però dovrà rispettare ambiente e predatori. Il problema è che noi dobbiamo stare attenti a non utilizzare veleni troppo forti e possono essere trasmessi nella catena alimentare, quindi anche verso i rapaci che rischierebbero di morire. Quindi questa è anche una certa sensibilizzazione nostra, di tutta la nostra cittadinanza, rispetto all'ecosistema in generale. Una volta si sarebbe buttato il veleno per topi che avrebbe ucciso probabilmente sì il topo, magari qualche cane che passava e poteva inghiottire il veleno, sicuramente tutti i rapaci. Invece adesso dobbiamo agire in maniera diversa, lo facciamo già da qualche anno, però saremo ancora più attenti. Prosecco che sembra mettere d'accordo tutti, persino i topi, come avete sentito, ma sul prosecco che fa economia continua la battaglia, continua lo scontro, il confronto polemico fra produttori e cantine. Questo sul tema delle riserve obbligatorie, come ci racconta Lucio Zanato. Noi stiamo facendo un comitato per valorizzare il nostro territorio, senza
Non vogliamo creare attriti o baruffe o quant'altro, liti con altri, però vogliamo essere rispettati. Pare proprio si riaccenda la fronda all'interno della DOCG delle colline UNESCO. Produttori contro imbottigliatori, viticoltori contro cantine sociali, in un confronto che di fatto non si è mai sopito. Ora la nuova grana nelle mani di Franco Adami, il presidente della mediazione della DOCG del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, è questo comitato che conta decine di adesioni importanti tra le 450 cantine che occupano oltre 10.000 addetti, tra cui molti giovani e donne, delle 3.500 famiglie che compongono le comunità locali. Oggetto della contesa è la riserva stabilita per le annate, Prosecco che deve rimanere nelle cisterne fino a quando il consorzio decide di liberalizzarne la vendita. Situazione in contraddizione per gli aderenti al comitato con l'attuale andamento di mercato. In questo caso qua a me manca del vino, devo andare ad acquistare del vino quando ne ho nelle mie cisterne e l'ho prodotto io. Ma Drusian va oltre, contestando anche le decisioni per la riserva della prossima vendemmia, non solo per le carenze nel mercato ma anche per gli investimenti importanti per lo stoccaggio. Nel mio caso con la vendemmia 2026, con la messa in commercio dal 1 gennaio del 2027, io avrò bisogno di circa 4.500-5.000 ettolitri di capacità. Saranno più o meno sui 450-470.000 euro. I produttori del neonato comitato contestano la decisione del consorzio che li penalizza agevolando le cantine sociali. Se uno ha giacenze o uno ha ci sarà un problema, ma probabilmente ci sono delle gestioni proprio a livello di territorio che a loro non importa niente, perché se va bene e se no va bene lo stesso, danneggiando logicamente tutti i viticoltori, tutte le aziende serie che si impegnano per fare qualità e per far conoscere il nostro DOCG Conegliano Valdobbiadene sul mondo intero. E dopo le accuse, dal comitato anche le richieste al consorzio, prima tra tutte l'autogestione delle riserve. Noi chiediamo intanto che ci sia una serietà e una trasparenza su quello che fanno e vogliamo capire cosa e come fanno e dove si vuole arrivare con questo DOCG. Altrimenti dobbiamo cercare di fare una gestione diversa dove ognuno è libero di fare quello che crede meglio per la propria azienda, per il territorio, per tutti i consumatori. E sono partiti questa mattina dallo stadio del rugby di Monigo gli 8 pullman con i 400 giovani della diocesi di Treviso diretti a Roma per il giubileo dei giovani, con loro il vescovo Michele Tomasi. I trevigiani vivranno il loro giubileo insieme ai pellegrini di Vicenza in una sorta di gemellaggio tra le due diocesi. Il programma prevede incontri con i giovani di tutto il mondo, celebrazioni, momenti di spiritualità, culturali, di festa e l'incontro con Papa Leone sabato sera nella veglia a Tor Vergata e domenica mattina alla messa conclusiva del pellegrinaggio. Da domani al via l'Edera Film Festival 2025, 36 film in concorso e uno sguardo alle Olimpiadi del passato. Con 36 opere in concorso e un ricco calendario di eventi, l'Edera Film Festival torna dal 30 luglio per la sua 7ª edizione, confermandosi vetrina internazionale del cinema under 35. In programma 6 lungometraggi, 6 documentari, 12 cortometraggi e 12 titoli della sezione Focus Nord-Est, a cui si aggiungono numerosi eventi speciali. Sarà un festival ricco di novità. Quest'anno abbiamo una serata di preapertura, martedì 29 luglio, con un evento dedicato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quindi proietteremo il documentario Vertigine Bianca di Ferroni sui Giochi Olimpici Invernali di Cortina del 56, quindi un ulteriore radicamento al nostro territorio. E poi nella serata di apertura avremo un omaggio al fotografo Sebastiano Salgado con il film Il sale della terra ed un panel sulla sostenibilità ambientale, visto il riconoscimento di Treviso città verde d'Europa che ha ricevuto quest'anno. E poi inaugureremo anche una nuova sezione fuori concorso dal titolo Veneto Doc, dove vogliamo proprio promuovere tutti i talenti del Veneto. Quest'anno c'è un duplice filo rosso che lega gli eventi speciali dell'Edera Film Festival, l'ambiente e il reinserimento sociale. Nella nuova sezione Veneto Doc fuori concorso saranno presentati
dei cortometraggi e documentari realizzati dagli studenti degli istituti superiori di Treviso che affrontano proprio queste tematiche che, come abbiamo detto, sono un po', diciamo così, il tag di questa edizione del festival, vale a dire la preservazione della natura e il riscatto sociale. Dal cinema d'autore dell'Edera Film Festival alle suggestioni dell'impressionismo in mostra fino alle iniziative delle Olimpiadi culturale, cresce l'offerta culturale che unisce sport, bellezza e memoria storica. Treviso si conferma così una città sempre più attrattiva e turistica. E lo è in particolare perché la nostra città ormai è diventata meta turistica a tutti gli effetti. Un ultimo report di Booking.com, che è appunto il sito che raccoglie le varie prenotazioni alberghiere ed extraalberghiere, ha dato come ultimo dato una ricettività della città quasi sold out, attorno al 92%. E noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano la tragedia che si è consumata in montagna nella zona del Longaronese, l'ennesima di quest'estate bellunese. Un escursionista di 79 anni di nazionalità austriaca è volato per una ventina di metri dal sentiero 514 che conduce al rifugio Pian de Fontana sotto la Talvena. Il 79enne stava procedendo in discesa con un gruppo di persone quando, secondo quanto si apprende, avrebbe perso l'equilibrio precipitando in verticale tra le rocce. I compagni hanno dato l'allarme alle 13:45. In zona è arrivato l'elicottero del SUEM 118 che ha sbarcato equipe sanitarie e tecnico della soccorso alpino. L'escursionista è stato recuperato in gravissime condizioni e nonostante il trasferimento immediato all'ospedale di Belluno, ferite e traumi non gli hanno lasciato scampo. La viabilità della statale 51 di Alemagna ancora una volta deve essere tema di primaria importanza indipendentemente dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si è alzata la voce dal Consiglio provinciale riunito questa mattina a San Vito di Cadore, come ci racconta Tiziana Bolognani con le immagini di Stefano Bozzi. Un piano straordinario di messa in sicurezza della valle, quanto chiede ufficialmente la provincia di Belluno al governo, al Ministero delle Infrastrutture, all'ANAS e alla Regione Veneto per definire una volta per tutte gli interventi infrastrutturali di cui necessita la statale 51 di Alemagna. A San Vito di Cadore, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio provinciale, un'occasione di vicinanza a quella comunità che in piena stagione estiva si è vista spaccare letteralmente in due. Questa strada qua va già in sofferenza quando è aperta normalmente, con i cantieri che la stanno ammodernando, e di questo dobbiamo ringraziare ANAS che ha avuto veramente un momento di sensibilità nei nostri confronti, credo anche in prospettiva delle Olimpiadi, ma soprattutto pensando di chiudere la 51 Alemagna tra San Vito e Cortina nel mese di luglio e nel mese di agosto, questa sta diventando veramente un dramma. L'emergenza è in corso a San Vito di Cadore da quasi un mese, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma per arrivare a San Vito da Belluno i tempi di percorrenza sono raddoppiati a causa dei cantieri disseminati sin dal Ponte Cadore. Tutti in fila e fermi per almeno 5 volte e traffico regolato da movieri o semaforo. Un incubo per chi deve spostarsi abitualmente, mitigato temporaneamente nei weekend, anche grazie allo stop alla circolazione dei tir. San Vito e Cortina, nel dramma che li accomuna, viaggiano all'unisono, ma da soli non ce la si può fare. Noi capiamo la situazione, però bisogna trovare una soluzione. Oggi quello che si sta mettendo a terra è sicuramente mettere in sicurezza una zona con tutta una serie di tecnologie che possono avvertire nell'eventualità dovesse avvenire una nuova colata, ma sicuramente questo non può essere un qualcosa che può procrastinarsi per tempi così lunghi. Dobbiamo trovare, e qui sta al governo, una soluzione, una progettazione importante e i fondi, perché comunque questa situazione deve essere risolta. Il tema è primario e deve essere affrontato subito, prima perciò dell'Olimpiade invernale e indipendentemente da essa. Ci siamo trovati di fronte ad una situazione che la provincia da sola non è in grado di risolvere, al di là della competenza sulla 51 di Alemagna che è di ANAS, però penso che sia arrivato veramente il momento di trovarci e trovare le soluzioni che possano essere definitive, ma soprattutto che mettano in sicurezza i nostri cittadini, perché questo è l'obiettivo che l'amministrazione provinciale oggi vuole dare come segnale ai nostri cittadini. Ma il tema è evidentemente sensibile e proprio in Consiglio provinciale non sono mancate le tensioni. Tante volte il discorso da passionari in Consiglio
Consiglio provinciale piuttosto che sui social non è necessariamente veritiero rispetto a quello che è il lavoro che viene fatto. Tutti nel nostro ruolo istituzionale profondiamo grande impegno e secondo me non andrebbe né sminuito né fatto grandi differenziazioni tra chi e chi. Nel proprio ruolo l'importante è impegnarsi sia in maggioranza che in minoranza. Scintille fra la vicepresidente del Consiglio provinciale con delega alla viabilità Silvia Calligaro e Cindy Manusci, futura centrosinistra bellunese, con la prima pronta a rivendicare l'impegno dei consiglieri di maggioranza anche se appaiono timidi e poco social, contrariata dall'attivismo della consigliera di minoranza sindaca di Pieve di Cadore. Tutto è nato dall'ordine del giorno che il gruppo di minoranza ha annunciato di voler presentare a meno di 24 ore dalla riunione del Consiglio provinciale a San Vito, superato sorprendentemente, ha affermato la consigliera Manusci, dalla lettera della provincia con cui si chiedono a Stato e Regione fondi per l'Alemagna. Una sorta di sgambetto che non ha intimorito il centro-sinistra, anzi l'ordine del giorno, pur emendato nella parte in cui si chiedeva lo stanziamento dei fondi entro la prossima legge di bilancio, ha acquistato valore perché a prendere posizione non sono stati i singoli ma l'intero Consiglio provinciale. Prima votiamo l'emendamento, favorevoli? Contrari, astenuti, unanimità. Poi il deliberato emendato, favorevoli? Contrari, astenuti, unanimità. L'approvazione del documento a San Vito ha dato una prospettiva e un segnale di unità alla cittadinanza. È importante anche e soprattutto avere una postura ferma e retta nei confronti della Regione e dello Stato, a cui anzi noi chiediamo finanziamenti certi e anche veloci sulla messa in sicurezza dell'Alemagna. Cioè c'è bisogno di percepire l'istituzione provincia compatta e con la schiena dritta nei luoghi deputati poi ad erogare i finanziamenti. Il Consiglio ha tra l'altro approvato il documento unico di programmazione 2026-2028 e l'importante accordo di programma tra la provincia e il Ministero dell'Interno per il completamento del centro coordinamento soccorsi a Belluno. Iniziati i lavori dell'impianto di risalita Polonio-Socrepes, andiamo avanti verso l'obiettivo. Così il commissario di governo e amministratore delegato di Simico Fabio Saldini annuncia l'avvio del cantiere della cabinovia di Cortina d'Ampezzo. L'impianto a fune prevede l'installazione di 10 piloni, la realizzazione di 3 stazioni, valle, intermedia e monte, con 50 cabine da 10 persone capaci di trasportare 2.400 passeggeri all'ora. Sembrava impossibile a molti, prosegue Saldini, invece nel rispetto del piano delle opere, della legge e della trasparenza procediamo senza indugi nella realizzazione di questa infrastruttura che gioverà a tutti i visitatori e agli abitanti di Cortina anche dopo le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. Questo l'annuncio di Simico, è un annuncio dall'indubbio peso specifico di questa cabinovia. Si è parlato tantissimo soprattutto nell'ultimo periodo e in vista dell'evento olimpico del 2026. A Feltre la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, concessa nel 1924, è stata revocata con un voto carico di tensione politica. La delibera sostenuta dal centro-sinistra e concordata in capigruppo ha rischiato di saltare per un solo voto. Determinante è stato il sì di Denis Zatta, consigliere di Fratelli d'Italia, che in un primo momento si era detto contrario. Dopo un'accesa discussione interna alla maggioranza, Zatta ha cambiato posizione spiegando che un no avrebbe spaccato la coalizione. L'iniziativa è arrivata in parallelo alle intitolazioni di una piazza a Giacomo Matteotti come gesto coerente con la storia antifascista della città, medaglia d'argento al valor militare, una decisione definita storica dall'opposizione e doverosa dalla Giunta, che parla di rivalutazione morale e storica. È tutto sia da Belluno che da Treviso, vi lascio alle previsioni del tempo subito dopo la sigla. Buona serata.